Per quanto riguarda il mercato del lavoro possiamo dire che la provincia continua a crescere, sta recuperando abbastanza in ritmo buono quello che erano le condizioni pre-crisi. Diciamo che la velocità nell'ultimo trimestre si sta un po' rallentando, quindi si continua a crescere ma con una velocità più ridotta. L'occupazione cresce nella Marca Trevigiana secondo i dati dell'Osservatorio Economico e Sociale della Camera di Commercio, più 6.000 il saldo positivo rispetto al giugno 2008, con settori storici come metalmeccanico e legno arredo in netta crescita e il traino a doppia cifra del settore bevande, leggesi, prosecco. Ma tutto questo mentre cala costantemente il numero delle imprese, perse altre 200 dal settembre del 2017 a oggi. I nuovi occupati hanno trovato posto in sedi distaccate di gruppi più grandi, più 236 il numero delle filiali dipendenti sorte in un anno. Non si fa più impresa perché c'è una burocrazia, ci sono delle leggi che ammazzano le imprese. Noi abbiamo un governo, ma tutti quanti fino adesso, tutti i governi non sono mai stati amici delle imprese. Quindi neanche questo governo? No, neanche questo governo sta facendo fino adesso, la burocrazia sta aumentando, adesso entra la fattura elettronica che aumenterà ancora di più, quindi no, non ci siamo. Il punto vero è che questo andamento porta delle incognite rispetto al futuro, abbiamo la necessità a livello territoriale come a livello nazionale di fare delle scelte in modo che il futuro sia un futuro di sviluppo ulteriore. È l'ora di tenere fede alle promesse. Io credo che il Veneto debba camminare anche con una parte delle risorse che manda ovviamente a Roma, e questo non avviene se noi non mettiamo in campo infrastrutture di tutti i tipi, dalle telematiche alle strade, e quindi un sostegno al credito e insomma quell'autonomia che è stata richiesta, ne pagheremo le conseguenze. Dateci le risorse per poter mettere in cantiere delle operazioni per sostenere l'economia.